Oggi 3 ottobre Livatino avrebbe dovuto compiere, se ancora in vita, 66 anni. Ecco perché questo giorno è stato scelto dall'arcivescovo di Agrigento, Cardinal Franco Montenegro, per svolgere l'ultima sessione della fase diocesana del processo di beatificazione del giudice Rosario. Presenti presso la chiesa di Sant'Alfonso a svolgere la cerimonia Don Lillo Argento, giudice delegato, che ha condotto il processo di postulatore della causa di canonizzazione del magistrato Don Giuseppe Livatino, Don Giuseppe Cumbo e il notario Rosario Gambino, che ha posto i sigilli alla documentazione raccolta che sarà inviata alla Santa Sede presso la Congregazione delle Cause dei Santi per la successiva fase di canonizzazione. Don Franco, oggi l'atto conclusivo, al via il processo di beatificazione di Rosario Livatino. Sì, è una tappa, non è la conclusione per noi, è una tappa perché adesso, come avete visto, sarà portato tutto a Roma e Roma là dovrà riniziare il lavoro di approfondimento e quindi poi sarà a Roma la congregazione a stabilire la conclusione di questo cammino. Il significato, il primo è pensare che anche da questa terra possono spuntare frutti buoni. Perché lo dobbiamo ammettere, siamo tutti un po' pessimisti, no? Quando si parla di Agrigento la faccia diventa triste, mentre poi ci sono dei segnali belli. Il fatto che la vita cristiana si può vivere in semplicità, potremmo dire, scusate la battuta, mi viene forse far ridere, è un uomo, un cristiano acqua e sapone. Non ha fatto niente di straordinario se non vivere con impegno la sua professione. E poi indica che anche in certi ambienti dove pensiamo che il Vangelo non possa entrare, lui è riuscito a farlo entrare, per cui sul suo tavolo ci poteva essere il codice di diritto penale, di diritto civile, ma senz'altro c'era anche il Vangelo. Quindi ognuno di noi al posto dove si trova può vivere la sua realtà tenendo conto della parola del Signore. Una cerimonia molto partecipata che ha visto appunto l'inizio di un iter già qualche anno fa. Avete raccolto tante testimonianze? Sì, sono state raccolte le testimonianze sufficienti per poter arrivare a Roma, quindi speriamo ora, ci affidiamo al buon Dio. Concluso il processo, conclusa quindi la prima fase, quella diocesana, adesso tutto il materiale sarà mandato alla Congregazione per le Cause dei Santi, che valuterà in ultima battuta quelle che è la formalità degli atti e la possibilità quindi di sottoporre al Santo Padre Francesco la firma del decreto di venerabilità. È il primo passaggio fondamentale. L'altro passaggio ovviamente dovrà prevedere anche il giudizio su quello che è il presunto miracolo attribuito all'intercessione del servo di Dio Rosario Angelo Livatino. Lì si riunirà anche una commissione medico-scientifica che valuterà tutti gli atti in nostro possesso per poter vedere, appurare se effettivamente il servo di Dio si può ritenere in qualche modo autore indiretto di questo miracolo, e qui ovviamente potrebbero esserci le condizioni essenziali per la proclamazione a beato. Don Giuseppe Cumbo, presente a questa manifestazione molto partecipata, lei ha seguito un po' tutto l'iter e alla domanda se c'erano cause ostative al processo lei ha detto no. No, non ci sono state irregolarità e non ci sono state neanche, è stato un processo insomma, che ci ha portato a conoscere e a valutare ancora meglio la figura del servo di Dio e ci auguriamo insomma, che possa essere, così come auspicava il Vescovo, un modello anche per i giovani della nostra terra, un giovane che ha saputo anche fare suoi gli ideali del Vangelo e li ha saputi poi anche tradurre nella vita quotidiana, nella professione, nella vocazione che ha sentito anche di essere appunto promotore di una giustizia che non è soltanto umana ma soprattutto che deve confrontarsi con quella divina.